Intelligenze artificiali è una pubblicazione a cura del mail artista Janus Edition, Janus Mail Art Catalogo che fa riflettere su una serie di problematiche contemporanee legate appunto a come l'intelligenza artificiale stia modificando la nostra vita e i linguaggi dell'arte. Tutti gli artisti invitati sono stati chiamati a produrre un elaborato che ragionasse criticamente sull'intelligenza artificiale. Gli artisti che hanno partecipato da tutte le parti del mondo. C'è anche un nostro lavori sempre molto critici, come d'altronde è normale che sia. Tutte le forme di intelligenza e tutti i linguaggi dell'arte sono artificiali, perché tutti i linguaggi sono una forma di concettualizzazione della realtà e un'astrazione dalla realtà. Tutti i linguaggi sono, oltre che essere degli strumenti relazionali, sono degli strumenti di lettura del reale. Partendo da questo, i linguaggi dell'arte classica sono però, come la pittura, la scultura e anche la mail art, di cui è un'estensione, una protesi, i linguaggi dell'arte classica sono quelli che caratterizzano da 35.000 anni a questa parte l'evoluzione dell'Homo sapiens. Come i linguaggi dell'arte, anche quelli classici all'interno del sistema delle intelligenze artificiali, possano continuare ad essere espressione comportamentale e di ricerca dell'umano, è territorio di confronto critico aperto, a cui gli artisti rispondono nella maniera più svariata. Ad esempio, prendo a caso Thomas Weyers, questo omino che sta per finire con un cappio al collo di Twitter o di Facebook. O ancora, ad esempio, quest'artista Halloween propone Anonymous. Noi invece abbiamo risposto all'intelligenza artificiale con l'intelligenza cognitiva, che resta comunque artificiale, quindi abbiamo presentato il nostro solito grafema su degli appunti scritti, perché è l'umano che va portato nell'artificiale e non viceversa. Non deve essere l'artificiale a penetrare dentro l'umano in un'epoca e in un secolo che nel nome dell'artificio ha già manipolato e allontanato abbastanza l'umanità dalla sua essenza.